Piogge abbondanti, vento forte, nevicate, colpo di coda dell'inverno per il passaggio di un'estesa perturbazione che già da stasera interesserà il Veneto con precipitazioni a tratti anche molto intense. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, stato d'attenzione per criticità idraulica ed idrogeologica sulla rete principale e secondaria dalle 8 di domani, giovedì 4 aprile, alle 14 di venerdì, in particolare sulla fascia montana e pedemontana. C'è qualche preoccupazione perché dopo tanto tempo di mancanza di pioggia ora il terreno sarà costretto ad assorbire una quantità, come dicevamo, significativa di pioggia, c'è il rischio che non riesca a riceverla e quindi la farà scorrere via e potrebbe creare questo qualche problema. La fase più intensa di quest'ondata di maltempo sarà tra il pomeriggio sera di giovedì e le prime ore di venerdì, timori soprattutto per la montagna dove sono attesi quantitativi di pioggia dagli 80 fino ai 180 mm, localmente 200 su Prealpi e Dolomiti centro-meridionali, copiose le nevicate con accumuli fino al metro e 30 in quota, emesso anche un avviso di criticità valanghe con allerta gialla a partire da domani, previsto anche vento forte su tutto il territorio veneto.